Nell'ambito delle intense attività culturali organizzate dalla Biblioteca Museo Luigi Pirandello, diretta dal dottor Vincenzo Caruso, si è svolta ieri presso la casa di Natale Pirandello al Caos la presentazione del libro sull'enciclica di Papa Francesco sulla cultura della casa comune, una guida alla lettura di Carlo Petrini con l'introduzione di Bruno Forte. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri il presidente dell'ISPES, professore Giuseppe Laiola, che ha collaborato anche all'organizzazione dell'evento, Don Baldo Reina, direttore del seminario della diocesi, Massimo Raso, segretario generale della CGIL, l'avvocato Tommaso Bonsignore, l'avvocato Sergio Alletto, il biologo Gaetano Lucchese. Presente anche l'assessore alla cultura del comune di Agrigento, Beniamino Biondi, oltre a un vasto pubblico che ha seguito con interesse l'evento. Questa sera, in piena applicazione di quella che è la programmazione della Biblioteca Museo Luigi Pirandello, continuiamo la nostra attività scientifico-culturale organizzata e programmata per Tendo, ospitando ed organizzando una giornata studio, una giornata di riflessione su quello che è stata la pubblicazione dell'ultima grande lavoro che Papa Francesco, Papa Bergoglio, ha fatto da recente sull'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Questa sera, in collaborazione con l'ISPES e con l'Istituto Superiore di Politica ed Economia Sociale, abbiamo organizzato questa giornata studio. Abbiamo la possibilità, grazie a dei relatori di notevole importanza da un punto di vista politico, religioso e culturale, di trattare l'argomento nella specificità e che riguarda la totalità del mondo sia cattolico, dei credenti e non credenti, su argomenti che in maniera encomiabile Papa Bergoglio ha analizzato e portato all'evidenza di tutti noi.